Omicron, il nuovo ceppo del coronavirus, è già presente in alcuni paesi dell'Europa orientale, dove le vaccinazioni procedono ancora con molti ritardi. L'Ungheria di Orban, malgrado l'aumento dei contagi e dei ricoveri, per il momento ha deciso di non chiudere le attività pubbliche. La Serbia è scossa da un'ondata di proteste ecologiste, a scatenarle anche i progetti per lo sfruttamento del più grande giacimento di litio in Europa. La disperata protesta dei minatori in Bosnia ed Erzegovina temono che la conversione ecologica dell'economia possa chiudere le miniere. Le pietre d'inciampo poste in ricordo delle vittime della Shoah a Gorizia a prendersene cura sono le scolaresche, mentre a Trieste possono essere trovate anche con una mappa interattiva. Anche l'Europa dell'Est fa i conti con Omicron. In Repubblica Ceca il ceppo sudafricano del coronavirus sarebbe stato introdotto da una donna di Liberec rientrata dalla Namibia. Da settimane la pandemia fa registrare primati negativi, tanto da indurre il governo ad una nuova serie di restrizioni per quel 40% della popolazione non vaccinata, dai locali pubblici ai mercatini di Natale e gli irriducibili Novax a nuove proteste. Un paese colpito anche nelle sue istituzioni. Il presidente Miloš Zeman, positivo dopo una degenza in ospedale, ha dovuto presiedere la nomina del nuovo primo ministro rinchiuso in un cubo di plexiglass. Petr Fiala, alla guida di un blocco di centrodestra, dovrà affrontare con la difficile situazione sanitaria ospedaliera il malcontento popolare per la crisi energetica. La potenza della quarta ondata in Montenegro ha spinto anche la Chiesa ortodossa su posizioni più convinte riguardo alla campagna vaccinale. Il nuovo metropolita della provincia montenegrina, Ioannike, è stato insediato lo scorso settembre dopo che il suo predecessore era morto di Covid un anno fa. Attualmente circa il 9% dei suoi 622.000 abitanti è positiva. La situazione epidemiologica preoccupa la ministra della Salute. Vlada Crne Gore Jelena Borovinic-Bojovic vieta feste di Capodanno, concerti e raduni. La decisione di evitare assembramenti non sarà di breve durata, dice, la situazione potrà cambiare, ma non così presto. Nei paesi dell'Europa centrale e orientale i tassi di vaccinazione sono i più bassi del continente, una media del 50% contro l'80% circa dell'Unione Europea. L'adozione di misure restrittive spesso ha dovuto fare i conti con decisioni tardive di governi e forze politiche, specie se all'orizzonte ci sono le urne. Bulgaria e Romania registrano i tassi di vaccinazione inferiori di tutta l'area, rispettivamente il 29 e il 40%. Da novembre hanno introdotto blocchi e Green Pass. Accelera la campagna vaccinale anche la Croazia, con quasi 5.000 contagi al giorno, situazione critica negli ospedali e introduzione del Green Pass, come nella vicina Slovenia, che non chiude le scuole e ha dovuto sospendere le somministrazioni di Johnson & Johnson dopo il decesso di una ventenne. La pandemia peggiora anche in Moldavia, dove per promuovere i vaccini è stato ideato un programma di voucher di 500 lei da spendere in bar e ristoranti, sperando così di attirare la fascia tra i 18 e i 29 anni. Stato di emergenza per 3 mesi e 2 settimane di coprifuoco in Slovacchia, negozi e ristoranti chiusi, quelli di prima necessità aperti sino alle 8 di sera. Le infezioni hanno toccato punte di 10.000 in un solo giorno, secondo l'Hour World Data, uno tra i paesi con la peggiore situazione pandemica. Questa ondata è diversa, nel senso che è più intensa e i ricoveri dei pazienti più ravvicinati. I degenti sono più giovani, mentre nell'ondata precedente erano per lo più 70-80enni, che ora sono meno colpiti poiché il tasso di vaccinazione tra loro è più alto. I mercatini di Natale hanno aperto regolarmente a Budapest, all'interno solo vaccinati o guariti. I controlli degli addetti alla sicurezza sono scrupolosi. Mentre i vicini hanno adottato nuovi lockdown o preso misure restrittive per la vita sociale, l'Ungheria ha fatto scelte diverse. Secondo l'indice delle restrizioni anti-Covid dell'Università di Oxford, pubblicato sul sito Our World in Data, l'Ungheria a livello di apertura dell'economia pari solo a quelli di Bielorussia e Svezia. Eppure il paese ha superato la media settimanale di 10.000 casi al giorno di coronavirus in questa quarta ondata, diventata la peggiore in termini di contagio. È come se in Italia avessimo oltre 60.000 nuovi positivi quotidianamente.
Molti decessi, oltre 150 al giorno, un numero vicino ai 1000 in Italia, già raggiunto il livello dello scorso autunno. A fine novembre, su base settimanale, il numero di morti in rapporto alla popolazione era il più alto d'Europa. Il governo ha risposto in maniera diversa dai vicini, niente chiusure appunto, ma misure chirurgiche e una forte spinta sulle vaccinazioni. Kedves Musk, viszontlátásra, goodbye. La mascherina che il primo ministro Viktor Orban si era tolto in un video dello scorso maggio è di nuovo necessaria in molti luoghi al chiuso dal 19 novembre. Dal 1 novembre era tornata per i mezzi pubblici. Un annuncio fatto in conferenza stampa dove alcuni degli stessi giornalisti non indossavano una mascherina, non essendo obbligatoria. Per gli eventi affollati si rivede il certificato di immunità, una sorta di super Green Pass introdotto in primavera e abbandonato all'inizio dell'estate. L'impatto sugli ospedali, pur essendo ancora inferiore a quello del picco della scorsa primavera, è notevole, spiega l'ex capo della sanità ungherese Ferenc Falus, favorevole a interventi restrittivi più decisi. Ci sono 700 persone in terapia intensiva, ne abbiamo di più di letti, ma non abbiamo personale qualificato a sufficienza. In rianimazione i posti a disposizione sono 1100 in una situazione normale, ma dobbiamo calcolare che non servono solo per i malati Covid. Ci sono infartuati, feriti di incidenti stradali, pazienti con politraumi e poi coloro che hanno subito un'operazione chirurgica. Per affrontare meglio i prossimi mesi, il governo è tornato alla carica sulle vaccinazioni rese obbligatorie per i dipendenti pubblici. Orban ha ammonito: o ci si vaccina o si muore, rivolgendosi ai Novax, che hanno trovato una sponda politica nel partito di estrema destra La Nostra Patria. I centri vaccinali sono stati aperti dalle 7 di mattina alle 7 di sera con accesso senza prenotazione. La maggioranza di chi si è presentato però ha ricevuto la terza dose, ancora pochi nuovi vaccinati, anche se l'Ungheria rimane uno dei paesi del centro-est Europa con il maggior tasso di adesione. Tuttavia il 30% degli adulti è ancora scoperto. Il virologo Miklos Rusfai è preoccupato, ma è ancora speranzoso che si possano evitare lockdown. Purtroppo il vaccino non è stato somministrato ad un numero sufficiente di persone per raggiungere l'immunità di gregge, ma sta rallentando la velocità del contagio. L'ha rallentata di più di Romania e Ucraina, che hanno tassi di vaccinazione del 30-35%. Vaccination ratio was about 30-35%. Ambiente o lavoro, l'eterno ricatto si ripropone nuovamente in Serbia, una serie di investimenti di società statali cinesi e della multinazionale anglo-australiana Rio Tinto, fortemente voluti dal presidente Vučić e dalla premier Ana Brnabić, hanno scatenato le proteste degli ecologisti serbi. In 40.000 hanno marciato a Belgrado per chiedere al governo di rispettare l'ambiente. Il giorno prima decine di blocchi stradali sulle principali arterie del paese. Protesto perché amo questa nazione e perché questa è l'unica terra che ho. Momenti di tensione e spintoni tra manifestanti e gendarmi a Novi Sad nella Vojvodina. A Šabac si è sfiorata la tragedia quando un bulldozer guidato da un seguace del governo nazionalista ha tentato di sfondare un blocco stradale con gli ecologisti aggrediti con mazze e bastoni da gruppi di teppisti. A scatenare la protesta l'approvazione da parte del Parlamento di Belgrado delle leggi sugli espropri e sui referendum, norme adottate per favorire la multinazionale Rio Tinto, che vuole sfruttare un grande giacimento di litio nell'area del fiume Jadar. Il litio è il metallo alcalino che serve per costruire le batterie. Per molti sarà il petrolio del XXI secolo. Nel bacino dello Jadar c'è il più grande giacimento di litio in Europa e il governo di Belgrado è pronto a rilasciare una concessione quarantennale al colosso anglo-australiano. Molti scienziati serbi sono però convinti che la miniera e gli impianti per la depurazione del metallo avvelenerebbero le falde e i fiumi che forniscono acqua a circa 2 milioni di persone. Vesna Prodanović, CEO di Rio Tinto Serbia, in una intervista rilasciata in estate alla Reuters ha respinto le accuse. Sì, ci sono preoccupazioni e possiamo comprenderle. Quello che viene spesso detto è che utilizzeremo tecnologie sporche e che inquineremo l'ambiente. Ma questo con la moderna tecnologia non è vero. I nostri progetti vengono realizzati con standard elevati che garantiscono la protezione dell'ambiente in tutte le fasi di progettazione e di realizzazione.
Durante tutta la fase di progettazione e produzione applichiamo standard rigorosi in termini di misure e di manutenzione, per consentire all'azienda di essere pronta a rispondere a qualsiasi situazione in tempi adeguati. Rio Tinto, per una concessione di 40 anni nel comune di Loznica, è pronta ad investire più di 2 miliardi di euro. La miniera dovrebbe sorgere su un'area di oltre 2.000 ettari, dove ci sono però ben 22 paesi o frazioni. Nella fase di costruzione dell'impianto dovrebbero essere impiegati poco più di 2.000 operai. Una volta iniziata la produzione, forse già nel 2026 saranno 1.000. Gli ecologisti serbi però non credono alle rassicurazioni della multinazionale e protestano anche contro altri investimenti esteri, soprattutto contro la gestione da parte di una società cinese del sito minerario di Bor nell'est del paese. Tutti questi problemi hanno raggiunto l'apice nella città di Bor. Tutto quello che oggi sta accadendo a Bor domani potrebbe accadere nella valle dello Jadar con la miniera di litio o in altre parti della Serbia. Siamo qui per far finire tutto questo. Quando la miniera di Bor, uno dei più grandi giacimenti di rame in Europa, fu rilevato dai cinesi, il governo aveva promesso un miglioramento degli standard ecologici. Nella realtà, invece, la nuova proprietà ha aumentato la produzione sforando tutti i parametri ambientali. Lo stesso succede in altri siti minerari e industriali comprati da società cinesi, la fonderia di Smederevo e la centrale termoelettrica di Kostolac. Anche qui, accusano gli ecologisti, nessun rispetto per gli standard ambientali. Sono oltre 7.000 i minatori nella Federazione di Bosnia-Erzegovina, 7 i siti principali di estrazione di carbone di proprietà dello Stato, che li gestisce attraverso la Elektroprivreda. Per entrare nell'Unione Europea, il governo di Sarajevo si è impegnato a chiudere tutte le sue miniere entro il 2050 e fra i minatori cresce la preoccupazione. Alla miniera di carbone di Breza, 1.100 operai, il presidente del sindacato ha appena finito il turno. Siamo consapevoli che il nostro pianeta rischia l'apocalisse se non smettiamo di utilizzare combustibili fossili, ma il nostro governo si deve fare carico di questi 7.000 lavoratori. Qui devono aprire nuove fabbriche, nuove aziende, come avviene in Unione Europea. Se chiude la miniera deve esserci la possibilità di un'occupazione alternativa. Il governo bosniaco ha dichiarato che i minatori non perderanno il lavoro, ma Elektroprivreda ha già iniziato a licenziare senza che esista un piano concreto di reinserimento dei lavoratori. Mancano inoltre da tempo gli investimenti in un settore ormai considerato terminale. Nella miniera di Breza abbiamo 2 pozzi, Kamenica e Sretno. Su Kamenica hanno fatto investimenti, è meccanizzata, non ci possiamo lamentare. Ma nel pozzo di Sretno scaviamo il carbone come si faceva 100 anni fa, come facevano i nostri nonni, con la pala e il piccone. Naši djedovi, dakle, lopatom i trampom. Pochi chilometri a nord di Breza, fra Zenica e Travnik, c'è la miniera Abed Lolic nella valle della Bila. Questa sarà una delle prime a chiudere e, secondo il direttore Adis Kasumovic, per gli abitanti della valle sarà un disastro. Tutta la nostra valle dipende economicamente da questa miniera. Se la miniera smettesse di funzionare, qui sarebbe il disastro. La gente non avrebbe più di che vivere. I problemi delle miniere però, secondo l'ambientalista di Zenica Anes Podic, non derivano esclusivamente dalla transizione ecologica. In Bosnia-Erzegovina ci sono grossi problemi di produttività nel settore dell'energia. Le assunzioni vengono fatte su base politica in base all'appartenenza ai partiti e se a questo aggiungiamo la corruzione si comprende come il caos che domina il settore minerario in questo momento non proviene solo dai problemi legati alla transizione ma dallo stato generale della società bosniaca. BiH. 20 godina. 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 20
Lo stipendio del minatore in Bosnia è di soli 500 euro al mese per un lavoro duro e pericoloso, che però per molti è parte di una tradizione e di una storia familiare. Una storia che forse è arrivata alla fine. Da noi essere minatori è una cosa che si tramanda di padre in figlio. Mio nonno era minatore, come mio padre, che è in pensione. Adesso ci sono io. Però spero che mio figlio non diventi minatore. So cosa ho passato in questa miniera, ci sono stati momenti belli, ma anche momenti difficili. Infortuni, incidenti mortali. Meglio di no. Bilo je svega i smrtnih slučajeva. Znate kako je... Da Villa Elda, divenuta sede del comando delle SS di Gorizia nel 1943, partì l'ordine di effettuare la retata tra le famiglie ebraiche di Gorizia la notte del 23 novembre di 78 anni fa. Oltre 30 arresti che di fatto portarono alla cancellazione della presenza ebraica radicata da 4 secoli in città. Davanti al portone di Villa Elda è stata collocata una delle prime pietre d'inciampo a Gorizia, dedicata appunto a Elda Morpurgo, che qui visse con il marito prima della confisca della casa da parte dei tedeschi e che qui fu arrestata. I ragazzi della terza E della scuola Locchi hanno reso omaggio a lei e ai tanti concittadini ebrei deportati nei campi di sterminio, lucidando le pietre con i loro nomi incisi nelle vie centrali della città. A guidarli lungo questa mappa della memoria il custode della sinagoga goriziana Lorenzo Drasce, che ha raccontato ai ragazzi le vicende umane che la furia nazifascista si era prefissata di cancellare sistematicamente. Le Stolperstein, posizionate davanti all'abitazione, che citano proprio all'inizio qui abitava, danno nuovamente consistenza fisica a questa persona. Essendo in ottone hanno il problema che si sporcano durante il passare degli anni e quindi questa riattivazione della memoria viene fatta attraverso la pulizia, coinvolgendo le scuole. Quindi le nuove generazioni si prendono cura di questa modalità nuova di fare memoria e attraverso un percorso organizzato all'interno della città, attraverso le vie, le piazze e le case cittadine, riscopriamo le residenze, la vita, l'attività di queste persone che hanno avuto un vissuto nella nostra città che è stato bruscamente interrotto. Nel 78° anniversario della retata, la collocazione della Stolpenstein dedicata a Emma Valobra, mentre quella dedicata a sua figlia di 48 anni, Elsa, è stata posata davanti all'ex ospedale psichiatrico di Gorizia. Un ospedale divenuto importante perché qui, nel 1961, iniziò la sua rivoluzione nelle cure psichiatriche Basaglia, ma dove 17 anni prima era ricoverata Elsa per una gravissima depressione in seguito alle leggi razziali del 1938 che la privarono del lavoro. Nel momento in cui poi al 29 di maggio del 44 verranno le SS a prelevarla, per lei deve essere stato un colpo veramente duro, perché è una donna spezzata dalla sua storia e dalla storia che in quel momento si sta svolgendo in Italia. Dallo stesso ospedale psichiatrico furono consegnati alle SS i 2 coniugi anziani, Elio e Amelia Michelstetter. 2 certificati medici che loro evidentemente avevano cercato per essere ricoverati, un ricovero a distanza di un giorno l'uno dall'altro, che lasciano magari intuire una ricerca di un posto un po' più sicuro. I ricoveri sono del 2-3 dicembre, una settimana prima circa, le retate a Gorizia. Prima stazione del trasporto degli ebrei goriziani era Trieste, con la risiera e i treni diretti ad Auschwitz. Anche Trieste sta disegnando la mappa dei deportati con la posa delle pietre d'inciampo lungo le vie cittadine. Una mappa che è diventata interattiva grazie all'impegno del ricercatore dell'Università di Modena, Matteo Alvino, che ha svolto il suo tirocinio presso il Museo della Cultura Ebraica di Trieste, Carlo e Vera Wagner. Un'aggiunta utile, se non addirittura necessaria, alla fruizione delle pietre d'inciampo. Questo serve a tutti coloro che vogliono visitare o che semplicemente si ritrovano di fronte alle pietre d'inciampo a capire meglio la storia di questi singoli, la storia di questi individui, i loro destini, come sono arrivati a questo atroce destino.